Io tante volte dico non sono preoccupato per dei dazi del 10 o del 12 o del 15% perché ci sono semplicemente delle contromisure, sono più preoccupato, no, di certi dazi indiretti che ci arrivano da Bruxelles. E faccio un esempio sul nostro vino. Quanto costa alle nostre aziende soltanto mettere a terra quest'anno le nuove norme che ovviamente l'Unione Europea su determinate fasce di sicurezza, di interventi fitosanitari, no, nei vigneti? C'è in programma un viaggio di Federica per ribadire la solidarietà diciamo, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti? Prima cosa. Seconda cosa, quando si parla di acciaio, io vorrei ricordare che la nostra regione ha voltato le spalle, cioè ha dato diniego assoluto all'insediamento di un'importante, diciamo, fabbrica d'acciaio nel cuore della nostra regione, vocata a produrre acciaio non verso gli Stati Uniti, ma verso l'Ucraina, che prima o poi dovrà essere ricostruita. E questo è stato un no chiaro ad un investimento miliardario che forse oggi rende la nostra regione più vulnerabile rispetto a prima. Sull'acciaieria le posso dire, l'ho detto in aula, l'ho detto anche tanti esponenti di commissione, l'idea era giusta, il posto era sbagliato. Ci sono chiaramente diverse problematiche, ma comunque sicuramente Federica farà un viaggio, sicuramente no, è stato assalito la telefonata fra il mio segretario federale e il suo omologo, il vicepresidente Vance, non parleranno solo di armi sicuramente, ma è evidente che si fa diplomazia e si fa mediazione.